io credo che si debba essere sicuri di quello che si mette in casa, quindi non avere sostanze potenzialmente dannose per la salute di chi abita, ma anche di chi costruisce, no? Perché un imbianchino che si respira tutti i giorni, certe cose, certo non gli fa bene alla salute, e anche di chi smonterà, perché diciamo, l'idea di sostenibilità è quella che le cose non debbano necessariamente durare per sempre, ma quindi una casa a un certo punto possa venire non demolita e buttata in discarica, ma essere smontata e i pezzi avviati a una qualche forma di ricircolo. Io ho concluso, grazie. Dal punto di vista puramente economico, quanto costa in più rispetto alla normativa del 90 una casa sostenibile o casa clima? In quanti anni tramite risparmio energetico si riesce ad ammortizzare questo costo e se in Italia esiste una certificazione? Beh, allora questo sì, è uno dei punti diciamo, di cui si discute proprio in questo periodo, perché sono appena uscite diciamo, le norme attuative sulle leggi nuove che riguardano il risparmio energetico. Il tema diciamo, ha visto nel giro degli ultimi 4 anni l'uscita di una quantità di decreti anche in contraddizione uno con l'altro, no? Come succede spesso. Quindi l'idea, diciamo, là dove funziona, che però ci hanno pensato autonomamente, ed è la provincia autonoma di Bolzano, che ha il sistema Casa Clima. Allora, parlando di quello è un sistema che funziona, sta funzionando molto bene. Tutte le case che vengono costruite devono avere un certificato Casa Clima, devono diciamo, rientrare come minimo nella classe C, che è una classe diciamo, per i nostri livelli molto alta, quindi già diciamo, a bassissimo consumo di energia, e questo certificato viene allegato nelle compravendite e quindi la casa che è dotata di un certificato in qualche modo ha legato il valore all'investimento, e quindi chi abita, chi si costruisce la casa, diciamo, sa che tutti i soldi che mette in risparmio energetico li ritrova poi diciamo, anche nel momento in cui voglia vendere quella casa. La normativa nazionale è piuttosto, appunto, come dicevo, abbastanza confusa. L'idea di partenza era quella che dovesse diventare questo, perché è un'indicazione europea, no? Quella della certificazione energetica degli edifici. Ultimi decreti avevano detto che fare il certificato è obbligatorio, ma non è obbligatorio allegarlo all'atto di compravendita. Insomma, sono queste cose folcloristiche, diciamo, all'italiana. Ecco. Sicuramente, diciamo, il punto qual è? Il costo in sé, se parliamo di isolamento termico, non è non è che incida moltissimo, no? Perché gli isolanti, anche di buona qualità, adesso diciamo, la fibra di legno è ancora un po' fuori mercato per la novità, perché in Italia non se ne produce, così, ma diciamo, una lana di roccia che non è al 100% sostenibile, ma è abbastanza sostenibile, comunque non ha un prezzo, diciamo, quindi raddoppiare lo spessore dell'isolamento non mi fa raddoppiare il costo della casa, no? Ecco, diciamo che possiamo considerare un 20%, un 30% non del valore del costo della casa, ma dell'operazione di isolamento termico dell'edificio, insomma, no? Quindi il tutto va riportato. Diciamo che il controllo, diciamo, per questa fase normativa, no, ancora che è un po' caotica, diciamo che se uno si costruisce la casa, diciamo, sa
che cosa, diciamo, dove mettere i soldi in qualche modo, no? Mentre se la casa viene costruita da un'impresa con il solo e semplice intento di fare profitto, diciamo, il minimo di legge diventa il massimo che possiamo aspettarci come isolamento e come impiantistica in generale. Adesso il Comune di Udine, per esempio, ha fatto nelle nuove norme di costruzione, ha cominciato a mettere qualcosa in più sia sul piano della certificazione energetica, tanto che ha dato indicazione, diciamo, di usare i criteri di Casa Clima, anche perché a Gemona c'è l'Agenzia Provinciale dell'Energia che adotta, diciamo, il sistema Casa Clima, e quindi in qualche modo qui ci si sta orientando timidamente in questo senso, insomma. Però diciamo che è ancora, perché un regolamento edilizio non è norma, quindi è una norma che dà il Comune, ma un domani magari qualcuno, anzi non lo diciamo perché sennò qualcuno corre subito al TAR a fare. No, però sì, diciamo che quello che un comune fa diciamo, è un potere abbastanza limitato, insomma, ecco. Quindi sì, diciamo, per tornare un po' alla sintesi della domanda, sicuramente uno ripaga, diciamo che un impianto fotovoltaico adesso, con i costi di adesso, viene ripagato in 8 anni, no? Un impianto di riscaldamento ad acqua calda con i collettori solari viene ripagato in 2 anni, 3 anni, insomma, ecco. Sull'isolamento termico diciamo che bisogna vedere molto caso per caso, no? Però io potrei dire che in 4-5 anni diciamo, si può recuperare. Allora il geotermico è sì, una soluzione dove per esempio la Svizzera ha puntato moltissimo sul geotermico, no? Il geotermico è una pompa di calore che diciamo, recupera il calore da una grande massa a temperatura costante che è il terreno, riesce a recuperare un poco di calore, lo concentra e lo usa nella casa, quindi di per sé è energia pulita, no? C'è un po' il problema, un po' del costo, no? E poi il fatto che le pompe di calore richiedono una manutenzione, diciamo, ogni 3-4 anni, hanno dei pezzi che siccome sono pompe, quindi pezzi in movimento, e che richiedono di essere sostituiti. Allora, tra l'altro, appunto, qui da noi non è così diffuso, quindi diciamo che anche il costo di manutenzione è più alto, perché comunque so che anche in Svizzera ultimamente, so per aver letto, insomma, su internet, diciamo che hanno molto materiale, anche in italiano ovviamente, anche loro stanno un po' ripensando, proprio perché alla fin fine i costi di manutenzione tendono a far lievitare il costo dell'energia, che in sé sarebbe ottimo, insomma. Ci sono altre domande? I costi di progettazione aumentano rispetto a una progettazione classica? No, in teoria no, anche se diciamo che c'è una crescita, diciamo, della burocrazia, no? Perché sia per fare la certificazione energetica diciamo, viene richiesto, a differenza per esempio anche della provincia di Bolzano, dove con un foglio Excel insomma, diciamo, si hanno tutti i passi, alla fine sia lo stampato e viene presentato. Ecco, bisogna capire un po' com'è tutta questa parte burocratica. La parte sul fotovoltaico richiede una burocrazia enorme e un'incertezza enorme, no? E quindi i costi, sì, sono in verità, diciamo che un architetto che progetta dall'inizio
con criteri diciamo bioclimatici o comunque di risparmio energetico, per lui è semplicemente mettere lì quello che sa, quindi la fatica che fa è esattamente la stessa